Poi chiediamo, questa è la richiesta che lancio oggi, di parlare con qualcuno dell'Europa. CHMP non c'ha voluto? Va bene, adesso io, e credo che sia una questione per cui ne valga la pena, con la mia squadra, pretendo di poter parlare con Ursula von der Leyen e la Commissione europea. Elena Semenzato e come lei le altre 800 famiglie in Europa i cui figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne stanno assumendo Traslarna non ha nessuna intenzione di fermarsi, nonostante mercoledì ad Amsterdam sia arrivato per la quarta volta il parere negativo di CHMP di EMA sul farmaco al momento somministrato con approvazione condizionata. La mamma di Mogliano e gli altri genitori sono pronti a ricorrere alla Corte di giustizia europea, forti di un precedente in Europa con un farmaco per un'altra malattia rara che aveva ricevuto il no di EMA e della Commissione europea. L'azienda farmaceutica si reca alla Corte europea, morale della favola, adesso il farmaco è ancora utilizzabile e sul mercato. Quindi la domanda è, cioè dobbiamo davvero arrivare adesso a questo ogni volta per avere un farmaco? Elena, insieme ad un'altra mamma italiana e a un papà tedesco, mercoledì erano ad Amsterdam con la speranza di poter essere ascoltati da CHMP prima della decisione finale. Quel giorno, mentre noi eravamo in giardino, dentro CHMP, che era lì in presenza, si è riunito per decidere come saremo costretti a vivere. In America, ricorda Elena, a disposizione di questi pazienti ci sono 6 terapie approvate, oltre a Traslarna somministrato in via sperimentale, ben diversa la situazione in Europa. Noi abbiamo 0 farmaci approvati ufficialmente, 0, e ci stanno togliendo l'unico che tra l'altro riguarda un 13% dei pazienti. Io non posso sentirmi obbligata a trasferirmi in America per curare mio figlio. Per queste famiglie si tratta di una corsa contro il tempo, al loro fianco molti medici che in questi mesi hanno continuato a somministrare Traslarna ai propri pazienti. E noi abbiamo il farmaco fino a fine anno. Dopodiché, comunque, non è che da gennaio avremo altro. E questa malattia, come dire, si sfregherà le mani perché è una malattia che non dà tempo, non dà tempo.